Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno in sala, buongiorno a casa e buongiorno con questo versetto dal Salmo 112, il versetto 9. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. Se lo leggiamo così sembra che parliamo di Dio, ma in realtà il giusto in questo versetto parla dell'uomo giusto. Il giusto chi è? È l'essere umano che pratica la giustizia. Il giusto giudice è Dio e quindi tutto è connesso in questo versetto. E infatti si può parlare solo dell'uomo giusto quando pratica la giustizia divina. E questo passo dice la sua fronte si alza gloriosa, cioè nel senso che il giusto può camminare a testa alta. Ma perché? Perché Dio lo ricopre di onore e di gloria. Allora io mi chiedo, anzi chiedo a te, vuoi essere ricoperto di onore e di gloria dal Signore? Questo è il tuo giorno, è il tuo giorno, trascorri questa giornata con noi, questa giornata di lode, con le letture dalla scrittura, con i canti, con le preghiere, con la predicazione dopo. E dopo questa giornata, se avrai bisogno, puoi scriverci, tu che sei a casa e non ci conosci ancora, puoi telefonare, vedrai i numeri di telefono, vedrai le email, puoi contattarci su WhatsApp, puoi venire in sala. Invece se tu sei in sala e ancora non sei convinto, puoi parlare con noi a fine culto. Ci sono i pastori, ci sono i diaconi, ci sono i fratelli, le sorelle, che possono darti qualche suggerimento e possono spiegarti le scritture. E allora adesso ti facciamo conoscere il Dio che adoriamo e subito dopo la fedeltà di Dio che non ci lascerà mai. Il cielo e la terra con il potere della sua parola e regna con autorità. Il Dio a cui il vento obbedisce è una parola sufficiente per dare monti vita. Grande misericordia, al potere di salvare. Tu sei il Dio che adoriamo, la morte ed il peccato hai cancellato, glorioso Redentore, ti adoriamo. Sceso dal suo trono eterno per portare su di sé la nostra colpa e trasgressione. Gesù esaltato sopra tutti, nome sopra ogni altro nome, solo in lui salvezza c'è. Niente come te, oh grandioso, tu sei il Dio che adoriamo, l'onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, al potere di salvare, tu sei il Dio che adoriamo.
se camminerò nella notte, tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Io posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Sì, Signore, tu sei il Dio che adoriamo. Alleluia. Gloria a te, Padre. Gloria a te, Signore, perché tutte le tue qualità, anche quelle invisibili, Signore, invece si possono vedere attraverso il pianeta che hai creato, attraverso le bellezze, gli animali. E, Signore, l'opera che tu hai ritenuto l'opera più importante, l'essere umano, Signore, che invece ti ha deluso, ma tu hai trovato la soluzione per l'uomo, Signore, Gesù Cristo nostro Signore.
E tu, Signore, non ci lascerai mai, come abbiamo cantato, anche nelle difficoltà, anche se dovesse scoppiare una guerra in Italia, anche se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, tu non ci lascerai mai. E noi, Signore, saremo lì con te in questo luogo che stai preparando per i tuoi figli. Amen, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, oggi, gloria al tuo nome domani, gloria al tuo nome in eterno, amen. Prima abbiamo analizzato un versetto del Salmo 112, adesso lo leggiamo tutto. E dice così: beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua, e la giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice è l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi. La sua giustizia dura per sempre, e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Amen. Nel primo versetto cosa vediamo? Vediamo il privilegio che l'uomo può ottenere temendo il Signore, e cioè, dice il versetto, sarà beato. Beato significa che siamo destinati a godere dei benefici, dei privilegi elargiti dal Signore. Vediamo ancora nei versetti successivi che questa beatitudine si estende a tutta la sua stirpe, no? I beati nel Signore illuminano anche la propria discendenza, no? E anche chi incontrano. Esempio, il proiettore. Il proiettore proietta l'immagine che gli invia il PC. Il computer gli invia un'immagine, delle diapositive, e il proiettore le proietta su questa lavagna. Uguale è l'uomo beato. Uguale è l'uomo in Cristo. Riflette la sua luce sugli altri, anche indirettamente. L'uomo che non crede in Cristo, l'uomo che non crede in Dio, vede la gioia, la luce che è nell'uomo giusto. Le ricchezze poi di cui parla nel versetto 3 sono quelle che avremo in paradiso. Queste sono le beatitudini, quando parteciperemo alla gloria del Signore. Il giusto, dice al versetto 6, sarà ricordato per sempre. Bello questo versetto. Sapete perché dice questo? Perché le persone giuste sono spesso ricordate e anche le loro azioni benefiche sono immortali. Quando si parla dei giusti e dei beati, si parla dei giusti, dei beati nel Signore. Alleluia. I beati e i giusti nel Signore non temono cattive notizie e non hanno paura di quello che accadrà, perché il cuore è forte dove? È forte nelle promesse divine. La giustizia di chi opera rettamente rende l'uomo forte, e quindi quest'uomo forte può alzare la fronte, può camminare a testa alta, però a volte da attirare l'invidia dei malvagi, come dice nell'ultimo versetto. Tu ti ritieni giusto nel Signore. Hai creduto in Gesù Cristo nostro Signore. La tua giustizia ti appartiene. Se non l'hai fatto, sei pronto per farlo adesso.
se l'hai già fatto, stai godendo già di questi benefici. E adesso vediamo il Signore, quanto è buono, la bontà del mio Signore. Amen. cambia, tutto è immutabile, Signore. Invece noi abbiamo il privilegio di essere davanti a un Dio immutabile, che non cambia, che sin dall'eternità ha stabilito non solo la sua idea di quello che voleva realizzare nella creazione, ma soprattutto quello che voleva fare con ciascuno di noi, con l'umanità.
siamo caduti nel peccato, la trasgressione è arrivata, Signore, ma tu pensavi alla redenzione, pensavi a ristabilire l'uomo e la donna davanti a te, davanti alla tua presenza, e oggi il risultato è questo. Amen. Una Chiesa radunata che si commuove davanti alla tua immutabilità, che riconosce questa immutabilità laddove è tutto mutevole, Amen. facilmente influenzabile, Signore. Pertanto nelle tue vie questa mattina troviamo sicurezza, fiducia, perché siamo davanti al Dio immutabile, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Loda te, o Dio, perché la tua bontà non cambia mai. Immutabile Dio, nonostante la mutevolezza dei nostri comportamenti, le nostre stravaganze, i nostri errori, la nostra mancanza di fede, tu invece, Signore, non cambi mai e ci dici nella tua parola che tu non cambi e non cambierai mai. Amen. E tu ci dici nella tua parola che tu non lascerai mai coloro che confidano in te. Gloria a te, oh Dio, perché noi che abbiamo confidato in te ti abbiamo sentito la tua voce, abbiamo sentito la tua mano, abbiamo sentito la tua non mutevolezza di umore. Gloria a te, oh Signore, perché tu che non cambi, chiedi a noi di cambiare ogni giorno, di essere riformati ogni giorno. E noi ci impegniamo, Signore, a riformarci ogni giorno, Sì, Signore. a essere ogni giorno più pronti, più educati alla tua parola, educati alla tua preghiera, Signore, alla preghiera verso di te. Insegnaci, Signore, insegnaci ancora, Signore. E noi ti lodiamo, potente Dio, perché noi sappiamo che tu ci insegnerai ancora, anche quando noi qualche cosa non capiremo, magari faremo finta di non capire, ma tu ci sei, Signore. Lode a te, oh Signore, perché tu non cambi mai. Amen. 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 Alleluia. Io celebrerò il Signore con tutto il cuore, Amen. nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Grandi sono le opere del Signore, contemplate da chi le ama. Gloria a te. Le sue opere sono splendenti e magnifiche, Sì, e la sua giustizia dura in eterno. Sì, Signore Padre. Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi, il Signore pietoso e misericordioso. Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere e gli ha dato l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, tutti i suoi precetti sono fermi, Amen. stabili in eterno, fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato e a liberare il suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo il suo nome. Amen. Il timore del Signore è il principio della sapienza, hanno buon senso quante la praticano, la sua lode dura in eterno. Signore, non ci sono parole, tu parli Sì, sì. attraverso la tua parola e noi questa mattina ti lodiamo, Signore. Ti chiediamo veramente, Signore, una benedizione particolare sul tuo popolo, Signore, che ha bisogno di sostegno, di incoraggiamento, di nuove forze, Signore. Aiutaci, Signore, ad essere sempre più timorosi di te, Signore, Amen. di fare e di agire secondo la tua parola. Gloria a te. Signore, tu questa settimana ci hai chiesto di esaminarci. Sì, Signore. Ahimè, Signore, chi ci potrà salvare da questo corpo? Ma tu ci hai dato uno spirito non di timidezza, ma di forza e di potenza. Amen. E così, Signore, aiutaci a non ascoltare la nostra carne, ma ascoltare il tuo spirito. Affina il nostro orecchio alla tua voce, perché il nostro cuore possa battere solo per te. A te va tutta la nostra lode e ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Amen. Dal Salmo 103
Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura, gli si ricorda che siamo un polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi, se lo raggiunge un colpo di vento esso non esiste più. E non si riconosce più il luogo dov'era, ma la bontà del Signore è senza fine verso quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, e per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Amen. Signore, che sia fatta la tua volontà, Signore, nelle vite di coloro che ti temono e che osservano i tuoi comandamenti. E Signore, grazie che hai reso comprensibili queste parole e le stai portando a compimento. Io voglio lodarti insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, Signore, insieme alla Chiesa che in questo momento si riunisce in tutto il mondo, Signore, affinché il tuo timore, la tua obbedienza regnino nelle nostre vite. Per questo io ti lodo e ti affido i nostri cari. Amen. Signore Gesù, grazie perché le parole che abbiamo sentito da Salvatore, le parole che abbiamo cantato, le parole che abbiamo sentito dalle preghiere non sono parole astratte, ma sono parole concrete. Signore, grazie perché quando ho passato dei momenti bui, tu mi hai preso per mano e mi hai portato avanti, con emozione che ricordo l'aiuto che mi hai dato, il supporto che mi hai fornito. E Signore, grazie anche perché mi dai aiuto e supporto anche quando io non mi ricordo di te, quando io non cerco supporto magari in altri modi, Signore. Invece di offenderti, invece di darmi contro, invece di rinfacciarmi le cose, Signore, la tua fedeltà va oltre a questi concetti umani inferiori e tu sei sempre pronto a porgere la mano e a, Signore, perdonare le mie disubbidienze. Grazie anche per questo, per questa facciata della tua fedeltà che non sempre, Signore, mi ricordo, ma anche in questo tu sei sempre fedele. Nel tuo santo nome, amen. Amen. Sì, Signore, desideriamo adorarti, desideriamo, Signore, piacere a te. E, Signore, lo vogliamo fare attraverso questo canto, attraverso il canto che si intitola proprio Desidero, Signore, perché desideriamo te. Amen. Amen. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me,
Signore, voglia tu guidare, Signore, il fratello Silvano, e grazie per la riflessione che hai messo nel suo cuore, Signore. Grazie per il culto, Signore, di oggi, e grazie ancora per quello che ci vuoi insegnare e ci vuoi far ascoltare. Lode e gloria a te, Signore. Amen. I ragazzi possono andare nelle classi, oggi fanno festa, sciopero. La parola a Silvano. Essendo oggi il 1° maggio, mi sembra opportuno che i bambini festeggino anche loro, facendo una pausa dal lavoro che stanno compiendo con le nostre maestre. Volevo riprendere la lettura del Vangelo di Luca al capitolo 19, un po' dove ci eravamo fermati la volta scorsa, perché questo ci aiuta a entrare un po' nel ragionamento che vorrei insieme con voi produrre questa mattina. Siamo al Vangelo di Luca, al versetto 41 del capitolo 19. Quando egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace. Ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accerchieranno, ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, poiché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Questo era il versetto con cui abbiamo concluso la volta scorsa. E forse sono molto ripetitivo riguardo a questo, ma quando mi trovo di fronte a queste parole riconosco che la Bibbia è un libro straordinario, lo è per numerosi motivi ovviamente, ma quello che secondo me rende la scrittura così unica è il suo linguaggio, la sua espressione, il modo di parlare privo di filtri, privo di abbellimenti, privo di quel make-up. La Bibbia non si mette il rossetto e il fondotinta, racconta le cose un po' come stanno. E apprezzo quindi la schiettezza con cui si esprime, una schiettezza alle volte anche piuttosto dura, diretta. Ci sono dei passaggi, anche soprattutto nell'Antico Testamento, che ci sorprendono e ci colpiscono proprio per la durezza alle volte di queste parole. E con questa assenza quindi di filtri, la parola anche ci permette di conoscere la parte umana di Cristo, la parte umana di Gesù. Ho voluto iniziare con questi versetti, uno perché hanno una loro logica di sviluppo rispetto al brano di oggi, ma soprattutto perché ci fanno conoscere la parte umana di Cristo, un Cristo che di fronte alla città si ferma e piange. Mi sono chiesto quante volte abbiamo pianto per la nostra città, per la nostra nazione, vedendo questa disperazione. E quindi questo sentimento che la parola esprime è un sentimento molto profondo che ci racconta tantissimo della parte umana di Gesù. Quindi la parola ci mostra quel Cristo che si è fatto perfettamente uomo pur essendo perfettamente Dio, e lo fa, come dicevo prima, senza make-up, senza filtri, senza trucchi. E guardando quindi la parola noi possiamo cogliere questi aspetti dell'umanità di Cristo.
E stamattina vorrei guardare con voi insieme un altro di questi aspetti. Abbiamo visto un Cristo che piange, adesso vedremo un Cristo sotto un'altra prospettiva. Siamo sempre al capitolo 19, siamo sempre al versetto 45 e proseguiremo fino al versetto 48. Poi entrato nel tempio cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ogni giorno egli insegnava nel tempio e i capi sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra. Vi dicevo prima, la parola ci mostra un Cristo senza veli, senza filtri. Ci racconta anche un passaggio in cui vediamo Cristo che entra nel Tempio a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano, dice Luca. Però poi leggeremo un passaggio parallelo. Questo passaggio dei Vangeli quindi ci mostra un altro aspetto della personalità umana di Cristo. Ed è un aspetto, soprattutto in questi passaggi, che almeno credo che valga per me, non so per voi, nelle mie letture è sempre passato molto avanti. Non mi sono mai soffermato molto a questo, tant'è che ho provato un attimino a fare mente locale su quelli che sono stati gli ascolti delle tante predicazioni a cui negli anni ho assistito, e forse ricordo una predicazione in cui si accennò qualche cosa riguardo all'episodio di Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio. In realtà è sempre un po', si passa oltre, si va a guardare altre cose. Ma la parola quindi ci fornisce l'opportunità di scavare dentro questo episodio, che come ogni parola spesa dalla Bibbia ha un suo significato, un'importanza. Se la parola ha ritenuto di farci arrivare questa notizia, significa che nell'intento di Dio questa parola è una parola importante, aggiunge qualche cosa alla nostra conoscenza e alla nostra vita. Quindi vorrei scavare dentro questo testo, questo brano, per coglierne il suo significato, dato che abbiamo concordato che si tratta di parola di Dio e pertanto parola importante e ispirata. E per dare una maggiore completezza voglio leggere un passaggio parallelo di questo brano, che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. È un brano parallelo, quindi ci racconta con le parole di Giovanni questo stesso episodio. Giovanni 2, versetti da 13 a 17. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio i venditori di buoi, di pecore, di colombi e i cambiamonete seduti lì. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò fuori dal tempio insieme con i buoi, le pecore, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. E ai venditori di colombi disse: portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordavano che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Giovanni descrive lo stesso avvenimento con un grado di dettaglio molto più ampio di quello che invece Luca descrive con cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano. Giovanni ci tiene a scriverci alcuni dettagli che possono essere per noi importanti. Vediamo quindi nella descrizione di Giovanni quello che succede, i modi, gli atti, i fatti compiuti da Gesù.
Gesù, dice Giovanni, trova i venditori di buoi nel tempio, di pecore, di colombi, monete, eccetera. Ci deve essere stata una bella confusione lì in mezzo, no? E cosa fa? Costruisce una frusta. Non l'ha trovata per terra. È andato, ha raccolto quello che serviva, delle corricelle, ha costruito una frusta. E poi caccia fuori i mercanti con i buoi, sparpaglia denaro e rovescia i tavoli. Allora, se noi leggiamo Luca, quello che noi possiamo pensare è che ci sia stato uno speaker che ha detto che i signori sono pregati di accomodarsi all'uscita. Questo è quello che noi possiamo tradurre dal racconto di Luca, che sembra un racconto forse un po' soft, un po' anacquato, ma come dicevo prima la parola di Dio è una parola che ci dice le cose così come stanno. E Giovanni invece ci racconta un altro grado di dettaglio. Entrambi stanno raccontando la verità, ovviamente non si contraddicono, ma uno ci tiene a farci sapere alcune cose. Gesù costruisce una frusta, quindi non sappiamo come l'ha usata. Questo concediamolo alla parola, non sappiamo come l'ha usata. Forse la frusta serviva per scacciare i buoi, almeno. Spero che questo possa essere un'interpretazione corretta di questo. Però, voglio dire, il Signore Gesù si prende la briga di costruire qualche cosa che ha un valore simbolico, se non effettivo, molto forte. Scaccia fuori i mercanti, sparpaglia il denaro, prende, butta in aria tutto, rovescia i tavoli. E allora adesso chiedo a voi, di fronte a questo racconto, voglio proprio sentire le vostre voci, come possiamo definire lo stato d'animo di Gesù in questa situazione? Era arrabbiato, una collera, era indignato, amareggiato. Quindi, Vito, quando sei amareggiato bisogna essere attenti a quello che fai, perché l'amarezza produce rovesciamento di tavoli e frustate. Era arrabbiato, siamo tutti d'accordo, era proprio nero. Non ho mai visto questo come un episodio, se stai chiedendo sempre. Certo. Non l'ho mai visto come un episodio di rabbia, l'ho visto come un episodio simbolo di un comportamento che vuole dare un messaggio preciso. Gesù non si arrabbia, non è che va su di giri. Su questo ci ragioniamo. Su questo ci ragioniamo. Sì. Allora, se siamo d'accordo che Gesù è arrabbiato, dobbiamo anche cercare di capire perché è arrabbiato. Perché è arrabbiato Gesù? In casa sua stavano facendo quello che volevano, Okay. Stavano violando la sacralità del Tempio, stavano mercatteggiando, proprio lo dice, mercanteggiare in casa sua, cioè stavano facendo una cosa che in casa sua non doveva essere fatta. Violavano lo spirito del Tempio, no? Lo scopo, le finalità del Tempio, sì? Un'ingiustizia. Un'ingiustizia. Sta manifestando un'ingiustizia. Benissimo. Infatti Luca 19:46 è interessante che riprendiamo questo versetto, perché Gesù non parla di getto, ma parla dicendo sta scritto. Quindi c'è una certa lucidità in questo ragionamento. Nonostante ci sia questo momento di forte intensità emotiva, verbale, non ha parlato sottovoce, immagino che abbia alzato la voce, fisica anche se vuoi, rovesciare i tavoli, cioè in questo momento di grande concitazione, di grande animosità, Gesù dice sta scritto, la mia casa è una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. La parola stessa viene utilizzata come metro di misura per valutare un comportamento
non corretto, un comportamento sbagliato. Abbiamo iniziato parlando dell'umanità di Gesù e questo episodio ci consente appunto di valutare l'umanità espressa da Gesù in questo passaggio e ci consente anche di confrontarci con la nostra umanità. Se Gesù è il nostro modello ed egli era perfettamente uomo e l'incarnazione ha questo scopo, siamo chiamati a prendere Gesù come un parametro, un metro di misura con cui confrontarci. Siamo chiamati quindi a confrontare la nostra umanità con quella di Cristo. Abbiamo quindi visto Gesù esprimere una rabbia, un'ira, un impeto, con un termine un po' più corretto, una collera. Abbiamo visto quindi la collera di Gesù. E la collera è, in psicologia, uno dei 4 sentimenti fondamentali. I sentimenti fondamentali sono ciò che contraddistingue l'espressione affettiva nostra. Noi nasciamo con dei sentimenti. Dei sentimenti sono presenti nel nostro essere, nella nostra sfera affettiva da sempre, fin dalla nostra nascita. E fanno quindi parte integrante della nostra personalità. Siamo fatti così. Le emozioni sono invece cose che avvengono e si generano durante le situazioni in cui noi ci possiamo trovare, ma i sentimenti sono ciò che noi siamo nel nostro intimo, nella nostra personalità. 4 sentimenti sono quelli che vengono identificati come fondamentali, fra di essi c'è la gioia, c'è la paura, c'è la tristezza e c'è anche la collera. Questi sono i 4 sentimenti fondamentali. Ed esistono poi anche ovviamente delle combinazioni fra di essi, tutta una serie, fra 2 sentimenti esistono delle combinazioni, ma i 4 sentimenti fondamentali sono gioia, paura, tristezza e collera. Apro una brevissima parentesi che chiuderò subito perché non è questo l'oggetto del nostro ragionamento. Fra i sentimenti fondamentali, perché non sono sentimenti, non c'è né la pace né l'amore. Se qualcuno di voi ha voglia di approfondire questo aspetto, si accorgerà che si aprirà un mondo nuovo, totalmente diverso da quelle che sono le nostre convinzioni. La collera, quindi, un sentimento fondamentale che fa parte della nostra personalità. Ma la collera è giusta o è sbagliata? E poi voglio sentire da parte vostra una risposta riguardo a questo ragionamento. La collera è un sentimento giusto o un sentimento sbagliato? Però prima di rispondere voglio piantare un palo qui in mezzo alla sala che deve tenere fermo i nostri ragionamenti e deve ruotare intorno a questo. Il palo si trova in Ebrei al capitolo 4, versetti 14 e 15. Questo è il palo su cui dobbiamo legare i nostri ragionamenti. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare per le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. E a questo punto vi ripeto la domanda. La collera è un sentimento giusto o è un sentimento sbagliato? La diratevi e non peccato potrebbe essere una risposta, perché ci sono alcune cose che possono dare molto fastidio
però non mi devono indurre nel superare quell'area che mi porta ad esprimere rancore o rabbia verso la persona. Secondo me la collera è come hai detto tu, essendo un'emozione fondamentale, è un sentimento puro, quindi non ha né connotazione giusta né connotazione sbagliata. E a seconda dell'uso che se ne fa, che questo determina il giusto o sbagliato. Quindi essere arrabbiati può essere giusto o sbagliato a seconda della nostra volontà. Io avevo sentito una volta un commento che mi ha colpito, forse può essere anche interessante su quello. Una penna è pericolosa o no? Dipende da come la usi. Se ti rispondessi citando un versetto grave, a Romani 12, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cioè ogni nostra parte di noi che sia sottomessa alla volontà di Dio. Così come ha fatto Gesù. Bene, devo dire che avete fatto degli ottimi interventi. La risposta quindi, come diversi di voi hanno detto, sta nel fatto che di per sé non esistono sentimenti giusti o sentimenti sbagliati, anche perché siamo fatti così. Quindi se noi mettessimo in discussione questo sarebbe una clamorosa condanna a noi stessi, soprattutto sarebbe una dichiarazione di impossibilità di Cristo di essere perfettamente uomo. In realtà, appunto, se egli è stato come noi senza però commettere peccato, e queste sono le sue manifestazioni, e quando parliamo di personalità di Cristo parliamo di un uomo che ride, che piange, che ha paura. Cristo ha paura, Cristo si arrabbia. Queste sono le manifestazioni dei suoi sentimenti. E quindi possiamo concludere che non esistono sentimenti giusti o sentimenti sbagliati, ma esistono piuttosto gestioni corrette e non corrette dei sentimenti. E in particolare per quanto riguarda la collera, anche qui la parola ci viene incontro fissando due termini che sono utilizzati per definire la collera, uno in maniera positiva, l'altro in maniera negativa. Chiedo alla regia di proiettare gli appunti per chi ha pazienza e volontà di prendere appunti e andare a approfondire. Non sono dei versetti su cui andremo a fare un approfondimento, ma servono solamente per dire che nella scrittura si parla molto di collera, si parla molto più di collera che di amore. La parola ira, collera e tutti i suoi sinonimi è citata 600 e passa volte, mentre la parola amore quasi la metà. Tanto per dire quanto questo aspetto non viene tralasciato. E la parola utilizza due espressioni diverse per definire una collera che possiamo definire buona, giusta, e una collera non buona. I termini greci sono orghe, che significa un'espressione normale dell'ingiustizia, quindi la manifestazione di fronte a un atto ingiusto, che è considerato una buona collera. Negli Efesini eravamo per natura figli di ira, ne sta parlando Paolo nel citare il fatto che noi siamo delle nuove creature, siamo stati rinnovati, eravamo figli di ira. Ma la parola che viene utilizzata è orghe, ma quella che rende forse un po' più il senso di quello che stiamo dicendo è l'espressione che per esempio ha Gesù quando guarisce l'uomo dalla mano secca. Vi ricordate? L'episodio è in Marco 3, capitolo 3, versetto 5, e i farisei lo biasimano perché sta facendo una guarigione, si sta discutendo sull'opportunità. E la parola che utilizza viene
dice guardateli tutti intorno con indignazione, questo è il sentimento, con disprezzo. Stesso discorso è per il padrone che invita alle nozze gli ospiti e questi trovano un pretesto, alle volte anche imbarazzante, per non andarci, quindi a un certo punto si arrabbia e dice andate fuori, prendete le persone per le strade. Questa è l'ira di cui si sta parlando, un'ira verso un'ingiustizia. Lo troviamo in Luca 14, 21, così come troviamo anche un'espressione molto simile nel libro degli Atti 17, 16, dove Paolo, girando in mezzo all'Atene e vedendo tutti questi idoli, si inacerbisce, dice la parola. Gli si sono rivoltate le budella, se volendo usare un termine un po' più comprensibile. Gli erodeva, dicevano, direbbero a Roma, stava a rosicà. Questo era il concetto della collera buona, e poi andremo a definire cosa significa buona. Esiste anche una collera cattiva, che si esprime con il termine timos, la collera violenta, che è quella che spiega l'atteggiamento di Erode che manda a uccidere i primogeniti. È la stessa ira che hanno gli abitanti di Nazareth nei confronti di Gesù, Luca 4, 28. Esistono quindi modi giusti e modi sbagliati di gestire un sentimento. Il sentimento su cui noi vogliamo ragionare è proprio la collera. E se guardiamo a Gesù come esempio, direi che possiamo trarre delle istruzioni per l'uso. Nei miei appunti ho scritto la collera di Gesù, istruzioni per l'uso. Riprendiamo velocemente Luca capitolo 19, versetti da 45 a 48 che rileggiamo velocemente. Entrato nel tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo loro: sta scritto, la mia casa è una casa di preghiera, voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ogni giorno insegnava nel tempio e i capi sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava pendendo dalle sue labbra. Allora, tornando al testo, possiamo cercare di trovare alcuni spunti, alcune istruzioni per l'uso, come dicevo prima. Gesù si arrabbia, come abbiamo già detto, a causa di quello che stava accadendo nel Tempio. Gesù prima ha pianto per questa città e poi quando è arrivato lì e ha visto tutto quello che stava succedendo, si è arrabbiato. La mia casa di preghiera, Luca 19,46, citando la scrittura, dice: la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. L'ingiustizia è quindi la miccia che fa accendere la collera di Gesù, la causa che scatena questo suo atteggiamento, che abbiamo definito un atteggiamento esplosivo, se vogliamo. Un atteggiamento talmente esplosivo che porta alla mente dei discepoli un versetto, qualche cosa che hanno letto nella scrittura, Giovanni 2,17, infatti è sempre il passaggio di cui abbiamo parlato prima, che ci racconta questo avvenimento. I discepoli si ricordavano che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Questa sete di giustizia, questa volontà di giustizia è qualche cosa che consuma l'animo di Gesù, qualche cosa che lo tocca profondamente e che riesce a innescare un processo talmente forte, talmente, passatemi il termine, violento nella sua espressione, che ha quindi necessità di essere spiegato. Gesù non può sopportare tutto questo, pertanto lo dimostra con atteggiamenti che, con un termine un po' più politicamente corretto, chiameremo energici.
Però questo ci consente di trarre alcuni principi importanti. Ne ho sottolineati 3. Primo principio. Le modalità della manifestazione della collera non sono un metro di valutazione per giudicare se essa è buona o è cattiva. Riavvolgiamo il nastro, mettiamoci davanti al Tempio e vediamo Gesù che arriva. E vediamo questo che prende la frusta, comincia a gridare, comincia a buttare in aria le monete, a cacciare fuori tutte, a rovesciare i tavoli. Se non sappiamo cosa è successo prima e non sappiamo quali sono i ragionamenti, quali sono le conclusioni che tiriamo? Che questo qua è un pazzo furioso, un esagitato, un personaggio pericoloso. Eppure nessuno di voi, giudicando questo episodio, ha definito questo atteggiamento in questo modo. Abbiamo cercato anche di giustificarlo, no? In una certa maniera, e quantomeno ci siamo interrogati sulle ragioni che portano a questo. Quindi sicuramente possiamo applicare nella nostra vita questo primo principio, che quello che vediamo succedere nella vita degli altri ha bisogno di essere compreso. Non possiamo tirare una conclusione riguardo a quello che vediamo se non capiamo quello che vediamo. Perché una persona si comporta così? Beh, può essere un pazzo. Erode si comporta da pazzo perché lo è. Ma non tutti quelli che si comportano così sono pazzi. Quindi il primo principio che dobbiamo applicare nella nostra vita è cercare di capire quello che c'è dietro l'esteriorità degli atteggiamenti delle persone. Questo vale per la collera, ma vale un po' per tutti i loro sentimenti, le loro espressioni. Cercare di andare oltre l'apparenza, perché l'apparenza, con un termine comune, inganna. Se noi non avessimo conosciuto le ragioni che hanno spinto Gesù a fare questo, avremmo tratto delle conclusioni assolutamente sbagliate. La modalità della manifestazione della collera non è quindi il solo metro di valutazione. Secondo aspetto, la collera buona, perché abbiamo detto che la collera di Gesù è una collera buona, assomiglia molto a quel termine con cui abbiamo definito quella modalità corretta di gestione della collera, è un'espressione sempre frutto del senso di giustizia, conseguenza del senso di giustizia, della consapevolezza di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E anche, direi, un disprezzo per l'ingiustizia. Quindi possiamo concludere che sentire rabbia per l'ingiustizia è un sentimento assolutamente positivo. Anzi, è talmente positivo che ha bisogno di essere manifestato. Perché, lo vedremo poi anche nella conclusione, la collera genera una quantità di energia tale che non può essere contenuta dentro di noi, a meno che non produca dei danni. Ma questa energia va sprigionata, va rilasciata affinché produca un effetto. E questo effetto non è solo la parte esteriore che noi vediamo, butta per aria tutto, caccia via le persone, ma è un'espressione che serve al fatto di dire pubblicamente di fronte a tutti che quello che sta accadendo è sbagliato, è ingiusto, c'è un'ingiustizia e tutte le persone devono sapere che questo che sta succedendo è un'ingiustizia. C'è bisogno di liberare questa energia affinché possa produrre il risultato per cui viene generata, quindi il ristabilire
un metro di misura per affermare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Secondo principio, quindi, la collera è giusta, la collera giusta è un'espressione di manifestazione di dissenso di fronte all'ingiustizia, a ciò che è sbagliato. È un atto che ha bisogno di essere esternato e reso pubblico. Terzo, la collera buona vuole produrre conseguenze buone. Gesù non si è arrabbiato così perché ha preso 5 minuti, ma si è arrabbiato per uno scopo. La sua reazione è stata innescata dall'ingiustizia che ha visto nel Tempio, ma Gesù è andato oltre a ripulire il Tempio da questa ingiustizia, perché da qui in poi Gesù si impegna a sostituire ciò che è stato sbagliato con qualche cosa di buono. Versetto 47 versetto 47-48 del Vangelo di Luca 19 dice: ogni giorno egli insegnava nel Tempio e i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere cosa fare perché tutto il popolo lo ascoltava, pendendo dalle sue labbra. La collera espressa da Gesù porta una pulizia nel Tempio, ma che non rimane un Tempio vuoto inutilmente, ma un Tempio che lascia invece spazio all'insegnamento della parola, alla predicazione di Cristo, all'annuncio della giustizia, all'annuncio della salvezza, che certamente quando questo succede fa arrabbiare un sacco di persone. Però la cosa che mi ha sorpreso è che queste persone, questi scribi e farisei e i capi del popolo che volevano cercare di far morire Gesù, non sapevano cosa fare perché tutto il popolo lo ascoltava. Pensate il risultato di questo: spazzato via una situazione, un movimento di persone che faceva gli affari suoi dentro il Tempio per creare invece un'opportunità per annunciare la parola di Dio, per conquistare le anime delle persone. La giustizia affermata attraverso la conseguenza della collera. Quindi possiamo trarre questo terzo principio che ci insegna che dopo la collera questa energia deve essere veicolata per edificare, per costruire. Non c'è l'esigenza di distruggere e basta, c'è l'esigenza di demolire per costruire cose nuove. E la storia ci mostra esempi eccezionali di questo, ne potremmo citare tanti, ne cito uno soltanto. Il movimento per la liberazione del popolo afroamericano. Martin Luther King, uno fra i fondatori e leader di questo movimento, ha utilizzato la rabbia generata da questa situazione di ingiustizia per veicolarla attraverso un atto di libertà. Questo è uno degli esempi. Gesù stesso quindi cancella ciò che non andava bene nel Tempio, ma sostituisce con qualche cosa di buono, qualche cosa che porta del bene. Quindi la collera ha bisogno di essere manifestata, ma poi ha bisogno anche di produrre qualche cosa. Demolire per costruire qualche cosa di nuovo. E andiamo un po' a raccogliere le idee per concludere. L'esempio di Gesù ci racconta molto su come noi siamo fatti e su come noi possiamo gestire i nostri sentimenti. L'esempio di Gesù porta anche l'Apostolo Paolo, qualcuno lo ha già citato in precedenza, a darci quello che io voglio definire un comandamento. Efesini 4:26. Adiratevi e non peccate,
il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Questo è a tutti gli effetti un comandamento, perché Paolo non sta dicendo: quando vi arrabbiate, state attenti a non peccare. Ci dice invece, confermando quello che abbiamo visto nella vita di Gesù, che questa nostra collera per le cose che non vanno bene, per ciò che è sbagliato, deve essere manifestata e deve essere manifestata nel modo giusto. Non peccate, dice Paolo. Tirate fuori quello che avete dentro di voi, che vi fa stare male, perché vedete quello che non sta andando nella vostra vita, quelli che vi stanno facendo nella vostra vita, ma anche nella vita degli altri, nella società che vi sta attorno. C'è bisogno di manifestare, dice, parafrasando questo concetto Paolo, manifestandolo senza peccare, e soprattutto dice che il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. Questa energia che si accumula non ce la possiamo tenere dentro, perché questa energia che si accumula è qualcosa che rischia di produrre dei danni dentro di noi. Quindi l'espressione della nostra rabbia verso l'ingiustizia non deve essere né trascurata neanche rimandata. L'uomo ha l'esigenza di esprimere questo sentimento e non di ingoiare o di conservare la sua sete di giustizia dentro. Siamo invitati quindi a raccontare quello che possiamo definire una buona collera, e lo dobbiamo fare ogni giorno, perché se non riusciamo a esprimere questo, questa collera si deposita nei nostri cuori, li rende logori oppure insensibili. Covare questo sentimento nei nostri cuori e non esprimerlo mai significa soffrire dentro oppure diventare insensibile a tutto ciò che si sta intorno. E sono due situazioni che, prendiamola come vogliamo, ci fanno del male e ci rendono decisamente diversi da quello che è il pensiero di Dio per ognuno di noi. Nelle nostre chiese, qui facciamo un po' di autocritica, c'è una cultura diffusa riguardo ai sentimenti, una cultura che io personalmente giudico profondamente sbagliata, che guarda 3 di questi 4 sentimenti fondamentali come aspetti negativi. Tocco solamente questo argomento e ve lo lascio come spunto di riflessione vostra personale. Ci sono dei luoghi comuni riguardo ai sentimenti che dicono che per esempio la paura è una mancanza di fede. Dicono che la tristezza è una mancanza di coraggio. Dicono che la collera è un peccato e una mancanza di maturità. Invece la gioia è sempre riconosciuta come un sentimento positivo e ce la mettiamo dappertutto, anche dove non c'è, creando dei credenti che devono essere contenti sempre. Questi sono dei luoghi comuni e noi adesso ci ridiamo sopra. Però quante volte ci è passato per la testa questo pensiero? Quante volte le nostre parole sono state influenzate da questo modo di pensare? Modo di pensare che la Bibbia smonta da cima a fondo. E mi piace appunto per questo, perché la parola di Dio, lo ripeto ancora una volta, è una parola che arriva senza filtri. Non viene abbellito niente. Credo che fra i libri che parlano di Dio in maniera trasversale in tutte le religioni, la Bibbia sia unica anche per questo, perché presenta un Dio, un'umanità che non sono ideali, perfetti, ma sono molto concreti.
e l'incarnazione di Cristo serve proprio a mostrare questo. Liberiamoci quindi da questi luoghi comuni che la Bibbia stessa mostra non essere veri, ma che abbiamo costruito per influenza, per cultura, per tradizione. Noi ci battiamo sempre sulla tradizione e poi ci cadiamo sempre con tutte e due le scarpe. L'esempio dell'incarnazione di Cristo quindi ci restituisce un significato completamente diverso da tutti questi stereotipi. Nell'umanità senza peccato di Gesù sono manifestati questi sentimenti e la Bibbia, come dicevo prima, li racconta senza filtri, appunto perché dobbiamo prendere esempio, quell'esempio che Dio stesso ci offre nella persona di Gesù. Concludo citando delle parole di un autore che apprezzo molto, che si chiama Jacques Pujol, che dice: non dobbiamo combattere contro i nostri sentimenti, ma imparare a gestirli, dato che esprimono quello che proviamo davanti a una situazione. Non serve a niente negarli, dato che significherebbe negare noi stessi. Inoltre, l'energia scatenata dai sentimenti non può essere fermata. Per questo motivo è preferibile imparare a gestirli ponendosi le domande giuste. È questo il giusto sentimento, espresso nel modo giusto, alla persona giusta, nel contesto giusto? Oppure quale altro sentimento dovremmo esprimere e in quale modo? E concludo dicendo: si tratta quindi di capire per gestire e non di combattere per negare. Ringraziamo Silvano, ringraziamo anche il Signore che gli ha messo questa riflessione nel cuore. Mi sono scritto qualcosa, non tutto perché sennò dovevo di nuovo ripetere la predicazione. Amiamo la giustizia, non ingoiamo la sete di ingiustizia, demoliamo per costruire cose nuove. La collera deve produrre qualcosa di nuovo. Amen. Grazie veramente al Signore per questi insegnamenti di oggi. E vi vogliamo lasciare proprio con questo canto che a un certo punto dice che Egli mi ristora l'anima, ecco il Signore che ristora e crea qualcosa di nuovo e mi conduce per sentieri di giustizia. Lo cantiamo assieme e vi auguriamo una buona domenica. In verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampano
sentieri di giustizia, per amore